La prima tappa giovedì nel Palazzo Civico a Cagliari e nel fine settimana nella sala conferenze della Mediateca del Mediterraneo, un nuovo appuntamento del Festival internazionale della lettura sociale di Verso, promosso e organizzato dall'Associazione Culturale La Casa Rosa. Il festival, patrocinato dall'Assessorato della Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari, rientra negli appuntamenti della settima edizione della rassegna Itinerari letterari e storici dell'identità sarda, inaugurata lo scorso 4 agosto nella chiesa di Sant'Agostino. Obiettivo dell'iniziativa, dedicata alle diversità, persegue le sue finalità sociali e culturali, promuovendo un confronto tra le diverse associazioni impegnate nel territorio per sostenere le persone più fragili. Abbiamo accolto le nostre ospiti, le scrittrici nel Palazzo Comunale, Palazzo Baccaretta, e oggi entriamo proprio nel vivo dell'evento, del festival, con alcune protagoniste, scrittrici, ma anche donne di un certo prestigio che provengono che operano a livello internazionale. Infatti stamattina abbiamo la presenza di Angela Howell, che è la presidentessa della organizzazione mondiale World Women System Talent, e poi abbiamo la scrittrice Yvette Sandra Miranda e con lei anche Nadia Brusasca. Parleremo delle tematiche del diverso, quelle legate al sociale, alle problematiche del dolore, del lutto, delle malattie. Lo facciamo con diverse associazioni. Oggi con queste scrittrici, con queste esperte, con la psiconcologa Nadia Brusasca, ma questo progetto, che è stato finanziato dall'assessorato alla cultura e spettacolo del Comune di Cagliari, è un progetto anche di rete, perché vede il coinvolgimento di diverse associazioni. La presenza della consigliera di parità, della FIDAPPA di Cagliari in questo caso, di Giulia Giornaliste, di Coordinamento 3, di LP Studio LP, e poi abbiamo il Movimento Focolari Sardegna, perché più Quisqueia, tutte le associazioni che operano nel settore della prevenzione e del sostegno alle donne che hanno problematiche oncologiche, come Mai Più Sole, Caralis Pink Team, Abbracciamo un sogno. Ma la cosa importante è che il diverso è inteso anche per le diverse etnie, per cui abbiamo il coordinamento delle diaspore, come dicevo l'associazione Quisqueia, e in questo festival ospitiamo anche un altro piccolo progetto, però importante, rivolto ai bambini del Libano, e questo lo facciamo con il Movimento Focolai Sardegna. Oggi infatti abbiamo la presenza delle donne che sono impegnate, dei soci impegnati in questo, e verrà dato a titolo simbolico una matita per €1 per sostenere questi bambini nello studio. Ecco, quindi io lascerei adesso spazio invece ai nostri ospiti. Io sono Angela Howell, presidente dell'organizzazione mondiale la World Women Talent System, esistente in 25 paesi nel mondo, con una missione di potenzializzare a 360 gradi le donne nel mondo, e abbiamo un'area letteraria. Abbiamo invitato a Yvette Miranda, che è la vincitrice letteraria del festival e la Fiera Internazionale del Libro, realizzata in Puglia e in Brindisi in quest'anno in aprile. Dal suo osservatorio internazionale, cosa accomuna questi eventi? La solidarietà, la voglia di poter condividere esperienze che sono diverse in tutto il mondo, ma che hanno un filo comune, quello del benessere? Guarda, credo che scrivere può essere autoterapeutico, nel sentito di aiutarsi, no? Perché quando uno scrive uno butta fuori tutto quello che è il vissuto, o soprattutto le esperienze più drammatiche, quindi credo che accomuna il mondo in assoluto. Il diverso. Il diverso. Lo que representa es, si entendí correctamente, para mí es un privilegio y un honor de estar aquí presente. Y yo quiero dejarles saber de que para mí expresar las experiencias que he tenido ha sido
para mí una sanación, y no solamente una sanación, sino que también ha sido un mensaje para restaurazione. Per me è un privilegio essere qui presente. Per me è stato un modo per guarire, è un momento di guarigione. Poi mi sono incartata. I festival, le rassegne aiutano a veicolare, ma a livello internazionale, anche lei ha una visione internazionale, il filo conduttore qual è? El hilo conductor de esta internacionalidad. El hilo de esta internacionalidad es que la voz se lleve a cabo a nivel internacional para dar esperanza a las personas de que sí va a haber dificultades, pero a través de la literatura, a través de hablar cosas sociales, puede haber un impacto positivo. Il filo conduttore è che questa esperienza lei porta la sua esperienza, porta tutto porta tutto questo filo conduttore, perché attraverso la letteratura si può avere un bel impatto sociale, si può... aspetta, mi è sfuggito? Un impacto positivo social. Un impatto positivo social. Es que lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, el dolor, el sufrimiento, las situaciones difíciles en la vida, es universal. Y nosotros podemos conectarnos en esa manera, pero no quedarnos ahí estancados, sino elevarnos de manera de que podemos cambiar esa situación y tener gozo, tener paz, tener esperanza de un nuovo futuro. Quello che ci unisce, il filo conduttore di questa esperienza, è che le difficoltà nel mondo sono tutte uguali e questa esperienza che lei racconta ci aiuterà a elevarci e portarci a gioire in un mondo di pace e al di fuori di queste sofferenze e convertirle in speranza sociale. Sociale, ok. A questo punto le chiedo, la letteratura sociale è fondamentale, sono esperienze personali, però una curiosità, il suo scrittore preferito? Bueno, mi escritor preferido viene siendo, tengo varios, dependiendo de la literatura, y como líder John Maxwell me encanta. Como persona de influencia Cash Luna también me encanta. Hay varios. También tengo en estos momentos tengo un blanco, pero esos son los dos che prefiero. Incontriamo un'altra protagonista di questa rassegna, una rassegna sociale, letteraria, ma che ha tante sfumature. Sì, ha delle sfumature legate alla socialità. Io presento oggi un libro che si chiama Condividere nel lutto, che in realtà è un progetto dell'associazione Mai più sole contro il tumore, un'associazione che è presente a Cagliari da tantissimi anni e mi ha permesso di poter portare avanti il tema culturale dell'elaborazione del lutto. Quindi abbiamo implementato una terapia di gruppo per l'elaborazione del lutto che è rivolta alle persone che hanno subito una grave perdita. È una terapia che ha dimostrato buoni risultati rispetto a imparare a custodire il dolore dentro e cercare di continuare a vivere non a metà ma il doppio. Il claim di questa rassegna appunto è diverso, però il diverso visto in una chiave di uguaglianza, anche il lutto fa parte dei percorsi della vita, anche sociale. Sì, assolutamente sì, di uguaglianza, perché in realtà nel dolore, nel lutto siamo tutti sulla stessa barca.
proviamo le stesse emozioni, proviamo gli stessi stati emotivi, magari in maniera intensa, diversa, però siamo veramente tutti nella fragilità umana. Movimento dei focolai, siete presenti con un'iniziativa solidale? Sì, diciamo che raccogliamo un contributo da parte dei partecipanti che andrà a sostenere un centro sociale nel vicariato latino di Beirut, un centro che si chiama Together, proprio insieme, che fa parte di un progetto di sostegno per i bambini indigenti del Libano. Il Libano ha accolto oltre 2 milioni di migranti, di rifugiati dalla Siria, oltre agli storici rifugiati palestinesi. In questo momento vive una drammatica crisi economica con un'inflazione caratterizzata da un incremento vertiginoso dei prezzi anche dei beni alimentari. E di tutto ciò ne fanno le spese ovviamente gli adulti, ma soprattutto i bambini più poveri che non hanno più l'accesso alle scuole primarie, in quanto le scuole pubbliche vengono sovraffollate dai libanesi che chiaramente non possono più permettersi la retta delle scuole private, che lì erano molto diffuse. E chiaramente chi è molto indigente, ed si calcola che sia ormai il 50% della popolazione, non può permettersi di pagare una retta privata. Allora questi soldi andranno a finanziare i bambini più indigenti, che potranno permettersi di andare in 5 scuole private che noi stiamo sovvenzionando, 3 sono cattoliche e 2 protestanti, perché i nostri principi sono quelli a cui ci ispiriamo, sono quelli della fratellanza universale e della pace, che sono dei principi condivisi, credo, in cui si riconoscono tante persone, ampiamente condivisi quando si tratta di bene comune. Ecco, questo è il nostro intento.